levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it 2-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Buongiorno. Get down from that high horse, ride this feeling with us. Wear it like a crown till sunshine fades into dusk. Ciao Alberto, buongiorno. Come stai? Bene, dai. Come on, come on, come on, rock it 2-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. I see the lights are changing, I see the lights are changing I hear the music playing, I hear it playing in my mind. Make it shine like gold, make it shine like gold. Stavo tornando a casa e ho operato. 2 minuti e dopo. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold. Buongiorno a tutti, grazie di aver risposto così numerosi all'invito a partecipare a questo webinar. Siamo a Job Orienta, siamo nello stand di Enaip Veneto e nella saletta webinar da cui stiamo trasmettendo. Sono Marinella Pellizzari e sono responsabile dell'area adulti catalogo di Enaip Veneto. Siamo qui oggi per parlare di 3 figure professionali molto particolari.
Siamo qui per parlare di professioni infermieristiche, di operatori sociosanitari e di assistenti di studio odontoiatrico. Perché ENAIP ha deciso di impegnarsi nella organizzazione di un webinar di questo tipo? Perché le professioni che operano nell'ambito dei servizi alla persona, come sono queste 3 professioni, in questo momento di pandemia, ma speriamo anche di post-pandemia, hanno sicuramente vissuto momenti particolari che hanno stravolto anche la loro vita professionale. Per cui ci sembrava importante come ENAIP, come ente di formazione, fare sperimentarci in un momento di riflessione su queste 3 figure professionali. ENAIP Veneto può operare su 2 di queste 3 figure professionali, l'operatore sociosanitario e l'assistente di studio odontoiatrico. La professione infermieristica è una professione che richiede un percorso universitario e ci sarà qui con noi Andrea Merlo che spiegherà qual è il percorso per poter fare questa professione. Noi come ENAIP riteniamo opportuno fare in questo momento il focus su 2 di queste professioni, in particolare l'operatore sociosanitario e l'assistente di studio odontoiatrico, per dire come queste 2 figure professionali, ma sarà altrettanto per la professione dell'infermiere, abbiano avuto negli ultimi anni e abbiano prospettive per il futuro estremamente importanti. La prima slide ci fa fare una riflessione su quella che è la figura dell'assistente di studio odontoiatrico. È una figura che è stata, diciamo così, codificata da poco tempo. La Regione del Veneto ha emanato una sua DGR nel 2018 e noi come ENAIP abbiamo realizzato, eccoli qui i dati, ad oggi abbiamo attivato 2019 la DGR, abbiamo attivato 11 corsi, abbiamo realizzato questi corsi in 3 sedi, abbiamo qualificato 227 ASO e le prossime sedi, proprio perché la richiesta che arriva dal territorio di apertura di nuovi corsi saranno le sedi di Verona, Legnago e Portoviro. Passiamo all'altra slide. Il boom, diciamo, dell'operatore sociosanitario. 3 anni fa, con una prima DGR, noi avevamo attivati 13 corsi in 5 sedi, qualificando 390 persone. Ma già dalla DGR successiva, la 1124, siamo passati a 27 corsi per operatori sociosanitari, il coinvolgimento di 14 sedi e abbiamo qualificato o stiamo qualificando 702 operatori sociosanitari. Ma già guardando al futuro, con la DGR di questi giorni, la 1253, avremo 6 corsi attivabili in 6 sedi del Veneto e anche qui nell'arco di un anno di 12-15 mesi andremo a qualificare altri 180 operatori sociosanitari. Dicevo, questi 2 percorsi sono percorsi che ENAIP come ente di formazione può erogare. La figura professionale dell'infermiere ha un percorso formativo di cui poi ci parlerà il primo relatore, che è Andrea Merlo, vicepresidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Padova. Andrea Merlo è una persona molto vicina anche ad ENAIP, perché è da tantissimi anni un formatore importante nei corsi per operatori
sociosanitari, ma è qui oggi a parlarci di quella che è la sua professione e il suo ruolo all'interno degli ordini. È importante parlare anche di questa professione perché, come scopriremo, spero, nell'arco della nostra ora, l'infermiere, l'operatore sociosanitario, ma nelle grandi strutture anche l'assistente di studio odontoiatrico debbono interagire, lavorano in team e quindi sono strettamente correlate fra loro. Per cui direi di cominciare con Andrea, a seguire ci sarà Maddalena Miglioranzi. Lei ci parlerà degli operatori sociosanitari. Lei è la direttrice dell'area cure primarie di un'importante cooperativa sociale, la Zalea. È una persona che opera sul campo e non ama molto le telecamere, ma proprio perché opera sul campo saprà raccontarci la figura dell'operatore sociosanitario. Ci sarà poi l'intervento di Silvia Alessandra Terzo, che è vice segretario generale della SIASO, poi ci spiegherà cos'è SIASO, è anche lei un formatore di ENAIP e non solo, è un tutor dei corsi ASO, quindi una persona che meglio di altri sicuramente è in grado di descrivere questa figura. L'ultimo nostro relatore, ma estremamente importante per il materiale che ci presenterà, sarà Letizia Bertanzon di Veneto Lavoro, che ci proietterà verso il futuro. Allora passo la parola ad Andrea Merlo, che ci racconterà come si diventa infermieri, quali sono le prospettive occupazionali, dove opera l'infermiere. Grazie Andrea. Grazie Marinella. Intanto grazie a ENAIP per aver organizzato questo importante momento, anche inserito in questo contesto del Job Orienta. E io ritengo siano dei momenti importanti per delineare e quindi far luce a degli studenti o a delle persone che sono interessate a percorrere questi percorsi di studio e di formazione che poi li porteranno a diventare degli attori all'interno del sistema salute. Ecco, io qui oggi sono chiamato come vicepresidente dell'Ordine degli Infermieri per parlare un po' della mia professione che esercito ormai da 20 anni. Però vedete, è un piacere essere inseriti in questo contesto perché, come diceva Marinella, io è quasi, non dico 20 anni, ma 18-19 anni, perché quasi da subito ho iniziato il percorso formativo verso gli operatori sociosanitari e nell'ultimo periodo anche ho avuto il piacere di insegnare anche legislazione nei corsi ASO e quindi di avvicinarmi anche a questa professione. Quindi la trasversalità della figura infermieristica nel anche formare e sostenere le figure di supporto che poi vedremo successivamente. Ma come si diventa infermieri oggi e cosa vuol dire oggi essere infermieri? La figura dell'infermiere è cambiata tantissimo negli anni e ha sviluppato modelli teorici di ricerca, competenze avanzate nell'ambito professionale. Ricordiamoci che l'infermiere è una delle professioni sanitarie regolata e quindi ha un profilo professionale e un codice deontologico e per l'esercizio della professione deve essere iscritto ad un ordine. Chi è l'infermiere? L'infermiere è il responsabile dell'assistenza infermieristica nell'ambito curativo, riabilitativo, tecnico, relazionale e educativo. Ecco, quindi come fa a formarsi questa figura professionale sanitaria? Questa figura professionale sanitaria deve, per formarsi, accedere a un percorso di studi universitario. E qui abbiamo un punto importante. Perché? Perché l'accesso all'università è un accesso a numero chiuso.
Ogni quindi università ha un numero definito di infermieri. In Veneto siamo all'incirca, tra l'Università di Padova e l'Università di Verona, sui 1200-1300 infermieri che possono essere formati all'anno. Sono tanti, sono pochi? Poi magari lo vedremo anche in un secondo momento per affrontare il vero tema anche di questa giornata. Tenete presente che secondo Alma Laurea il 98% quindi dei laureati vengono assunti nei primi mesi dalla laurea, quindi è una professione. Noi, faccio un esempio, all'Ordine di Padova adesso stanno uscendo i neolaureati dell'ultima sessione di fine anno, iscriveremo 113 mi sembra infermieri, e questi 113 infermieri, una volta iscritti, già il giorno dopo sono stati inseriti all'interno della campagna vaccinale, delle RSA e delle strutture territoriali, quindi non resteranno a casa nemmeno un giorno. E entrando nello specifico, poi magari, ripeto, ne parleremo più avanti anche dell'importante e del crescente fabbisogno della figura professionale infermieristica, ma entrando nello specifico del percorso formativo, una volta superato quindi il test d'accesso che viene fatto all'università, si entra all'interno di questo percorso triennale che permette di sviluppare proprio quelle competenze previste dal profilo professionale infermieristico. Come vengono sviluppate? Vengono sviluppate tramite dei percorsi teorici e quindi con delle materie nell'ambito della medicina generale, della scienze infermieristiche, delle scienze ostetriche, delle scienze medico-chirurgiche, delle materie che esplorano quindi le diverse aree poi nell'ambito del quale l'infermiere entrerà a lavorare. E me lo sono scritto, ci sono delle importanti ore di tirocinio, perché non è solo un percorso teorico, ma è un percorso teorico-pratico, quindi un tirocinio fatto all'interno delle aziende ospedaliere, delle realtà del territorio, di 480 ore pensate al primo anno, 600 ore il secondo anno e 720 ore nel terzo anno, dove quindi lo studente all'interno dei percorsi di tirocinio può all'inizio affrontare quei reparti di medicina, di lungodegenza che lo avvicinano all'approccio del nostro malato, poi nel secondo anno entra nell'ambito chirurgico, entra nell'ambito pediatrico, inizia a vedere alcune specialità, per arrivare al terzo anno a vedere quelle che sono le specialità dell'area dell'emergenza, e quindi il sistema di emergenza, le rianimazioni e quant'altro. Quindi è una formazione che prepara un professionista sanitario che, una volta terminata questa formazione con la discussione della tesi, avrà immediatamente un esame di Stato abilitante alla professione e quindi potrà poi svolgere, a seguito dell'iscrizione all'ordine, questa professione in tutto il territorio nazionale, europeo, insomma, e quindi svolgere la professione di infermiere. Ma la formazione non si ferma solo al percorso triennale, perché il percorso triennale è il requisito per diventare infermieri ed esercitare la professione infermieristica, ma poi lo sviluppo delle competenze avanzate di questa professione trova degli sbocchi nei master di primo livello, che sono master organizzativi e che quindi portano a aumentare le competenze nell'ambito del management e della gestione, del coordinamento dei gruppi di lavoro, i vecchi caposala che venivano chiamati una volta coordinatori infermieristici oggi, oppure i master clinici, che sono percorsi clinici dove l'infermiere aumenta le competenze nell'area dell'approccio geriatrico, nell'area dell'approccio delle emergenze, nell'area dell'approccio dell'oncologia, e quindi percorsi, diciamo, di specializzazione di primo livello. Poi cosa succede? Che l'infermiere può anche accedere al percorso di laurea magistrale in docenza e dirigenza, quindi fare altri 2 anni, e anche questi 2 anni universitari sono a numero chiuso. Per quanto riguarda la Regione Veneto siamo a 60 il numero di iscritti alla laurea, che si possono iscrivere alla laurea magistrale. Al termine di questo percorso l'infermiere quindi acquisisce una laurea magistrale che lo abilita nell'ambito della dirigenza e della docenza, e può scegliere di andare a fare dei percorsi di master di secondo livello
nell'ambito sempre o dell'organizzazione o del management o del dottorato di ricerca, e quindi intraprendere la carriera del docente universitario nell'ambito delle scienze infermieristiche. Ecco, quindi è un percorso strutturato, è un percorso che su più livelli forma una figura indispensabile, e l'abbiamo visto anche in questo ultimo periodo della pandemia, che deve essere, insieme con le altre figure delle professioni sanitarie e mediche, a fianco del malato. Ma per far tutto questo l'infermiere non opera da solo, l'infermiere opera in un'equipe multiprofessionale, e quindi sia insieme con le altre figure professionali quali il fisioterapista, la logopedista, l'educatrice e l'assistente sociale ed altri, comunque nel contesto della pianificazione assistenziale, perché il professionista infermiere è in grado di far emergere i bisogni del proprio assistito, di strutturarli tramite dei percorsi basati su evidenza scientifica, pianificare quelli che sono gli interventi che può svolgere in autonomia o che svolgerà insieme con le altre figure professionali, per sostenere sia nell'ambito educativo preventivo, quindi all'inizio, sia nell'ambito curativo e soprattutto anche a sostegno della terza età e della cronicità. Ma per far questo, dicevo, ha bisogno di figure anche di supporto. Qual è la figura di supporto importante che a stretto contatto con l'infermiere e che opera proprio nell'ambito dei bisogni primari dei nostri assistiti? È l'operatore sociosanitario. E quindi l'infermiere entra nell'ambito della formazione anche dell'operatore sociosanitario, e per trasferire tutte quelle che sono le competenze e le conoscenze nell'ambito dell'assistenza dei bisogni primari, per cercare insieme quindi con il personale tecnico di supporto, che poi vedremo, di costruire quel progetto di cura e di assistenza volto al nostro malato. Ecco, quindi mi sembra di aver inquadrato, poi magari in un secondo momento parleremo della reale necessità di queste figure nel contesto di oggi. Grazie. Bene, grazie Andrea. Mi sembra di poter cogliere due elementi importanti. Il primo, visto che siamo all'interno di un contesto quale Job, cioè il salone della formazione, dell'orientamento e del lavoro, un punto fermo l'abbiamo messo. C'è bisogno di infermieri e le opportunità professionali per questa figura sono estremamente elevate. A questo punto scopriremo che c'è bisogno anche, e altrettanto in termini numerici, di operatori sociosanitari. E per parlare di operatori sociosanitari diamo la parola a la nostra amica Maddalena Miglioranzi, che lavora, come vi dicevo, come dirigente dell'area delle cure primarie presso un'importante cooperativa sociale, Azalea, che opera nel territorio veronese. Abbiamo scelto proprio un rappresentante di questo territorio che ci parlerà dell'operatore sociosanitario. Grazie. A te la parola. Grazie. Buongiorno, allora sono Maddalena Miglioranzi, sono la coordinatrice dell'area delle cure primarie della cooperativa sociale Azalea, che si occupa da quasi 30 anni principalmente di servizi sociosanitari ed educativi sul territorio veronese. Per il tipo di servizi che noi offriamo, conosciamo nello specifico la figura dell'operatore sociosanitario. Basti pensare che su 470 soci che fanno parte della nostra cooperativa, più di 200 soci sono proprio operatori sociosanitari. La figura dell'OS è stata introdotta nel nostro ordinamento 20 anni fa con la conferenza Stato-Regioni del febbraio del 2001, che di fatto ha formalizzato caratteristiche, competenze e percorsi formativi obbligatori per conseguire il diploma. Al di là di quanto è stato individuato da questo documento, 20 anni fa l'operatore sociosanitario aveva quasi esclusivamente un ruolo di supporto alle figure sanitarie principali
che erano quelle degli infermieri e quelle dei medici, con competenze molto pratiche all'interno di un modello esclusivamente assistenziale che adesso ormai è superato. Oggi infatti l'OS è una figura necessaria, insostituibile, perché sempre più centrale nella cura delle persone fragili, contribuisce alla buona gestione dei reparti ospedalieri, è presente nelle case di riposo, nei servizi domiciliari e nelle scuole. In un mondo iperspecializzato in cui esistono tante persone della cura, come dicevo prima, infermieri, psicologi, medici, TERP, di fatto l'OS poi è la figura che passa più tempo con l'utenza. Le competenze che anche per noi sono importanti, che deve avere l'OS, sono riassumibili in 3 grandi aree, diciamo così. Deve avere competenze relazionali, competenze tecniche e competenze specifiche. Le competenze tecniche, diciamo, sono quelle competenze che sono legate a soddisfare i bisogni primari della persona, per cui per noi un operatore deve saper svolgere attività finalizzata all'igiene personale, deve saper aiutare e sostenere nella mobilizzazione, nella deambulazione. Per esempio, se io ho un paziente allettato, l'OS deve sapere come posizionarlo correttamente nel letto proprio per evitare conseguenze negative posturali. L'OS inoltre deve saper preparare e dare una mano, deve aiutare nella somministrazione dei pasti, deve assicurare al paziente una nutrizione adeguata, deve saper misurare i parametri vitali. Le competenze invece relazionali, per quanto riguarda le competenze relazionali, l'operatore sociosanitario deve innanzitutto essere empatico, deve saper mettersi nei panni dell'altro, deve essere in grado di lavorare in equip multiprofessionali, deve saper coinvolgere la famiglia dell'assistito fornendo sostegno, deve saper realizzare interventi di socializzazione per promuovere il benessere psicologico, deve supportare il proprio assistito all'accesso che spesso diventa difficile ai servizi, deve saper relazionarsi con i caregiver. Le competenze specifiche invece, per noi l'operatore deve essere in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente, per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche, deve saper fare una valutazione dello stato generale di salute, favorire l'autonomia della persona, rilevare le criticità per garantire il benessere a 360 gradi. Pensate a tutti quegli anziani che nel corso della pandemia noi abbiamo seguito in assistenza domiciliare. Durante appunto la pandemia spesso l'operatore sociosanitario è stato l'unica figura che è entrata in queste case, si è occupato dell'igiene o della pulizia della casa, si è occupato di sentire il medico di medicina generale, l'assistente sociale, gli ha portato la spesa, gli ha accompagnato alle visite, spesso semplicemente ha fatto loro compagnia. O anche li ha chiamati a casa per sapere come potevano stare. La figura dell'operatore sociosanitario è fondamentale per il lavoro che stiamo facendo, perché è il nostro occhio sul benessere di tutti questi utenti, con una visione privilegiata sulla qualità dei servizi che poi eroghiamo. L'operatore sanitario, facendosi portatore delle istanze degli utenti stessi, diventa protagonista di cambiamenti in positivo sia nella vita degli utenti che in quella dei servizi. Per cui nella nostra cooperativa gli operatori sociosanitari sono inseriti in strutture residenziali per anziani e disabili, negli asili nido, nelle comunità alloggio, nei centri diurni per le attività riabilitative e socializzanti. Grazie a Maddalena. Ecco, ricordiamo che l'operatore sociosanitario per poter operare deve essere una figura formata attraverso un percorso formativo realizzato dagli enti accreditati dalla Regione a erogare corsi autorizzati. Il percorso formativo dell'operatore sociosanitario è un percorso che porta a una qualifica riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, è una qualifica EQF3 ed è un percorso di 1000 ore, un percorso formativo che normalmente dura dai 12 ai 15 mesi
che è un percorso, dicevo, di 1000 ore, 480 ore di teoria per acquisire tutte le competenze di cui abbiamo sentito parlare da un punto di vista teorico, ma di ben 520 ore di stage in strutture e situazioni diverse. Questo a conferma, diciamo, di quanto importante è l'esperienza sul campo e l'esperienza del tirocinio, come ci ricordava per la figura dell'infermiere anche nel percorso professionale che svolgono appunto gli infermieri nel loro percorso di laurea. Quindi è un percorso impegnativo, realizzabile in non meno di un anno, che gli enti di formazione sono autorizzati ed accreditati a fare. Poi magari nell'intervento successivo andremo ancora maggiormente nel dettaglio di dove opera l'operatore sociosanitario e di quali opportunità professionali pubbliche e private può trovare. Bene, ora passiamo alla terza figura di cui vogliamo parlare oggi, che è l'assistente di studio odontoiatrico. È una figura, non so come definirla, ce lo dirà poi Alessandra, che è qui accanto a me. È una figura nuova ma anche datata nel tempo, nuova per la riorganizzazione, per quello che richiede anche per l'operatore, per l'assistente di studio odontoiatrico è necessario acquisire una qualifica professionale ed è un qualcosa di assolutamente nuovo. Poi Alessandra ci spiegherà meglio da quando e le motivazioni che hanno portato anche la conferenza Stato-Regioni a definire questa figura professionale. Anche l'operatore anche l'assistente di studio odontoiatrico ha grosse opportunità professionali, le avrà sempre di più, e quindi sentiamo un po' cosa ha da raccontarci Alessandra. Grazie dottoressa Pellizzari, grazie ad ENAIP che ha aperto questo piccolo spazio dedicato anche a questo sindacato di categoria. SIASO Confsal, di cui io sono vice segretario generale, è un sindacato specifico per i lavoratori di questo settore, quindi gli assistenti di studio odontoiatrico. Esiste dal 2007 ed è un sindacato a tutti gli effetti, accoglie i lavoratori sia delle strutture pubbliche ma anche private, con mansioni di assistenti di studio odontoiatrico. Prima di dire che io sono il vice segretario generale di questo sindacato, devo dire che io sono un assistente di studio odontoiatrico certificata e lo sono da 31 anni, quindi faccio questo lavoro in questo campo da un po' di tempo. Come detto precedentemente, questa figura nasce in America a fine 800, quindi è un po' di tempo che esiste da qualche anno. Nel 2006 però la signorina del dentista di Ventaso viene riconosciuta quindi come operatore di interesse sanitario, però abbiamo dovuto attendere solo fino al 2018, tanto per fare una panoramica generale, per vedere individuata perfettamente la sua figura, il profilo, il mansionario e tutto il percorso formativo. Quindi l'ASO fino ad ora, quindi fino al 2018, aveva delle competenze acquisite con l'esperienza lavorativa, con un po' di formazione data dalla buona volontà del datore di lavoro, dal tempo o da colleghi. Si è arrivati però appunto alla pubblicazione a Gazzetta Ufficiale nel 2018 del profilo, dove appunto il percorso di studio è stato individuato, le regioni hanno individuato tutto quello che poteva essere anche credito formativo, eventuali riduzioni di ore di formazione, riconoscimento di vecchi percorsi formativi, poi è demandato agli enti accreditati tutta la formazione. È un corso di 700 ore che si svolge in un anno, prevede un tirocinio di base e un tirocinio professionalizzante, molto importante perché molti assistenti che si approcciano agli studi odontoiatrici senza aver lavorato neanche un'ora, quindi
non sono riqualifiche ma sono nuove figure, nuove persone, si rendono conto di esattamente qual è il percorso dell'assistente. L'assistente in Italia ha un mansionario veramente molto vasto, e la componente clinica ma anche quella extraclinica è veramente importante. Per vocazione l'assistente di studio odontoiatrico è una professione femminile, ma c'è un orientamento maschile ad approcciarsi a questo lavoro con grande successo. Abbiamo molti colleghi assistenti di studio odontoiatrico che si stanno orientando veramente molto bene dentro a questa professione. L'assistente ha una mansione particolare, come dicevo, perché assiste sia l'odontoiatra e tutta l'equipe che ruota all'interno dello studio odontoiatrico. Faccio ad esempio un esempio, anche l'igienista dentale, ad esempio, è una di quelle professioni che lavorano nel team odontoiatrico, e l'assistente ha anche questo tipo di competenza. L'assistente ha anche una delega molto importante dall'odontoiatra, perché con l'odontoiatra e con tutto il team eroga salute al paziente. Tutto quello che viene acquisito con il corso di formazione è qualcosa di veramente molto importante, perché appunto la salute del paziente è la prima cosa. Uno dei motivi per cui è stato aperto anche questo corso di formazione, è stato individuato e soprattutto si è ritenuto fosse importante, è dato dal fatto che fino a un certo punto, faccio un esempio, il SEIEVA, che è un organismo del Ministero della Salute che fa il monitoraggio dell'epatite virale acuta sintomatica, dice che fino a un certo punto, vi parlo di dati per fortuna non recenti, si diceva che negli studi odontoiatrici ci si ammala ancora tantissimo, e quindi probabilmente c'era qualcosa che non funzionava, forse c'erano alcuni passaggi di tutela per il paziente che non erano stati ben individuati. Faccio un passo indietro proprio per questo motivo, cioè per il motivo in cui l'ASO ha bisogno di formazione, deve essere certa, deve essere certificata e deve essere importante. Non c'è nessun'altra figura all'interno dello studio odontoiatrico che può svolgere questa mansione. Nessun tipo di collaboratore può sovrapporsi al mansionario dell'assistente, che ripeto è importante proprio perché la tutela del paziente è la prima cosa. Quindi tutte le figure che poi sono emerse per tentare di saltare, adesso vorrei usare una parola forte, ma è bypassare il corso di formazione, non sono figure che fanno parte dello studio odontoiatrico. Non si possono quindi sovrapporre a questa professione. Il fabbisogno occupazionale è importante perché non esiste alcun tipo di studio odontoiatrico, tipo intendo struttura pubblica, struttura privata, struttura complessa, che appunto non necessiti di un assistente di studio odontoiatrico. Parlo di strutture pubbliche perché abbiamo a Valenza che quest'anno un ASL di una regione italiana importante come il Lazio, ad esempio, ha aperto a un concorso per assistenti certificati, quindi con diploma, per un'assunzione diretta. Questa è una partenza molto importante per questa figura, che ripeto non è più la signorina di studio odontoiatrico, ma è diventato qualcosa di più importante. Grazie ad Alessandra Terzo. Bene, dopo questo giro, in attesa dei dati che poi dell'intervento di Letizia Bertanzon, farei un altro giro e ripartirei da Andrea Merlo, con il quale probabilmente è importante in questo momento fare alcune riflessioni. Quanto bisogno c'è di infermieri e quanto la pandemia ha cambiato la vita professionale dell'infermiere. Credo ci vorrebbe molto più tempo di quello che Andrea avrai a disposizione. Vediamo se
in 3 minuti riesci a rispondere a questo enigma abbastanza impegnativo. Allora, in 3 minuti è veramente difficile, però cerchiamo di intanto dare dei dati. Allora, intanto per la Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche in Italia mancano più di 63.000 infermieri. Sempre secondo la stessa Federazione Nazionale, ripartendolo per le diverse regioni, in Veneto mancano più di 4.500 infermieri. Questi sono infermieri che mancano su un fabbisogno formativo, come abbiamo visto prima, dell'università, che pari a, come dicevo, poco più di 1.300-1.400 infermieri tra l'Università di Padova e l'Università di Verona all'anno. Quindi manca personale infermieristico, ma manca personale infermieristico soprattutto per andare ad attuare quelli che sono gli obiettivi presenti nel Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, di Ripresa e Resilienza, scusate, e anche quelli che sono i dati, a mio avviso, sconcertanti, inseriti all'interno del piano delle cronicità. Pensate che il piano delle cronicità fa una proiezione: nei prossimi 20 anni verrà raddoppiato il numero dei grandi anziani da assistere. Quindi avremo una sfida molto importante nel futuro, una sfida che vede non solo il concetto della pandemia, che ha cambiato anche l'approccio e quindi la necessità di attivare dei percorsi più vicini all'assistito e quindi dei percorsi sul territorio, dei percorsi a domicilio, lo sviluppo dell'infermiere di famiglia e di comunità come cardine del sistema, a fianco, ripeto, alle altre professioni e a fianco al medico di medicina generale, ma che possa intercettare quelli che sono i bisogni sul territorio e intervenire facendo quella famosa rete all'interno della comunità e dei servizi. Ecco, quindi per dar forma e dar vita a quello che saranno gli scenari futuri e anche per garantire una migliore assistenza ai nostri cittadini, c'è bisogno di infermieri, c'è veramente bisogno di formare infermieri. Pensate che oggi nelle RSA, come dicevamo prima, gli infermieri neolaureati ci passano per pochissimo tempo e a volte non le vedono nemmeno, perché vengono assorbiti dagli ospedali appena si laureano. E quindi tutta la partita delle residenze sanitarie, del territorio e della domiciliarità e di quelli che sono, diciamo, la parte più sociale e sanitaria, ecco, oggi vengono reclutati infermieri extra UE, quindi da altri paesi d'Europa. Questo per farvi capire quanto è alto il fabbisogno di personale infermieristico attualmente. Ottimo, grazie Andrea. Sentiamo un attimo Maddalena. Allora, partiamo da alcuni dati che come ENEIP conosciamo rispetto alla figura professionale dell'operatore sociosanitario. Con la DGR, la 1124, il numero di corsi approvati dalla Regione era strettamente correlato a una ricerca di fabbisogno occupazionale dell'operatore sociosanitario, stimabile nel Veneto in, se non ricordo male, circa 4.500 operatori sociosanitari. A Maddalena, che lavora sul campo, chiederei: è effettivamente così dal tuo osservatorio, da un osservatorio quale può essere una cooperativa che opera appunto sul territorio? Ci ha dato alcuni dati rispetto alla presenza degli operatori sociosanitari nella sua realtà. Avreste effettivamente bisogno di più persone, e quanto il numero di persone, di operatori sociosanitari in più possono essere necessari è correlato, per esempio, agli ultimi 2 anni di pandemia?
Allora, sicuramente la pandemia ha rivoluzionato tutti i nostri sistemi organizzativi. Noi ci siamo trovati in grossissime difficoltà proprio perché a un certo punto tra malattie degli operatori che purtroppo sono state le prime persone che di fatto ci sono ammalate, in più sono stati assorbiti molti da enti pubblici, ci siamo trovati a un certo punto senza operatori. Durante proprio il picco della pandemia tra noi cooperative sociali c'era proprio la richiesta e non si guardava tanto il fatto di essere competitor o altro, ma ci si chiedeva proprio aiuto, hai un operatore, hai due operatori, perché ad alcune volte avevamo proprio l'esigenza di coprire i turni, per cui l'esigenza dell'operatore è un'esigenza che ancora ad oggi sentiamo molto, molto viva. Abbiamo avuto per esempio la possibilità, in casi molto, quando ci siamo trovati in difficoltà, di poter assumere già degli operatori che avevano finito i 3 tirocini, abbiamo già potuto assumerli ed assorbirli all'interno della nostra organizzazione. La pandemia ha messo sicuramente in luce nuovi bisogni, per cui anche sul territorio le richieste che ci sono state attivate dai servizi sociali per, chiamiamole, emergenze anziani nel periodo purtroppo tuttora sta continuando, per cui partiamo con un budget di 200 ore al mese, ci ritroviamo di fabbisogno, ci ritroviamo che la settimana dopo diventano 300. Quelle 300 ore lì necessitano di operatori sociosanitari, per cui direi sì, ne abbiamo proprio bisogno. Ok, grazie Maddalena. Io dal mio osservatorio posso dire questo, che a distanza di un anno la verifica del dato occupazionale dell'operatore sociosanitario ci porta a dire che il 97-98% delle persone qualificate trova lavoro e addirittura, come già ci confermava Maddalena, l'occupabilità della persona è già definita durante il percorso formativo. E posso dire un dato personale: io ricevo mediamente settimanalmente 3-4 richieste da grosse realtà che invocano la segnalazione di operatori sociosanitari disponibili sul territorio per un'assunzione a tempo indeterminato. Quindi sicuramente è un dato che posso anch'io confermare, c'è un bisogno incredibile di operatori sociosanitari. Vediamo qual è la situazione, per quello che ci potrà dire Alessandra. Mi pare che qualcosa nel 2022 dovrebbe succedere, e quindi che porterà anche questa figura professionale a trovare una grossa collocazione all'interno degli studi o delle realtà pubbliche e private. Esattamente. C'è stata una proroga per le assunzioni di ASO, quindi assistenti di studio odontoiatrico, che finirà in aprile dell'anno prossimo, quindi 2022, dopodiché gli studi odontoiatrici, sia privati che strutture pubbliche, potranno assumere solo personale con questo titolo, quindi il titolo che viene rilasciato dalla Regione per mezzo degli enti formativi accreditati. Quindi è importantissimo, considerato che in Italia indicativamente possiamo orientarsi su un 100.000 studi odontoiatrici. Per problemi di codici, Istat, eccetera, inquadrata ancora l'assistente di studio odontoiatrico, ma quindi i dati è un po' difficile recuperarli, però so che si sta muovendo qualcosa proprio da parte dell'Istat, perché come sindacato abbiamo appunto fatto parecchie richieste in questo senso, in modo che sia ben definita questa figura. Il diploma, il titolo che viene erogato appunto dagli enti accreditati con la regione, come ENAIP ad esempio, è una cosa molto importante, perché è spendibile naturalmente su tutto il territorio nazionale, ma
dà diritto al libero mercato del lavoro anche nella comunità europea. Abbiamo valenza di assistenti che hanno fatto riconoscere il proprio titolo e lavorano in Svizzera, lavorano in Francia, dove ci sono dei percorsi accademici completamente diversi, ma quello che hanno realizzato con il loro percorso di studi in Italia è veramente una cosa importante, tanto che non hanno dovuto aggiungere nessun'altra ora di formazione specifica, eccetera. Ripeto, in Europa i percorsi accademici sono importanti con specializzazioni, quindi anche il sindacato si augura veramente che questa figura cominci ad avere degli sbocchi importanti. Come tutor di tirocinio invece io tengo a sottolineare una cosa molto importante, perché spesso e volentieri anche assistenti senza esperienza che si approcciano a fare i tirocini negli studi odontoiatrici come previsto dal decreto vengono assunti prima di finire il percorso formativo. E questo è molto interessante, perché anche qui devo dire che il fabbisogno è importantissimo, proprio perché di personale qualificato ce n'è assolutamente bisogno proprio per le mansioni particolari. Parlo di sterilizzazione, per metterle in maniera molto molto semplice, decontaminazione, e queste sono cose che non si possono inventare, non può essere un percorso fantasioso. Grazie. Bene, adesso tocca a Letizia. Ciao Letizia, benvenuta. Sei stata spettatrice, ora diventi la protagonista. E dopo gli interventi dei 3 colleghi qui presenti, spetta a te darci una visione prospettica, una visione riguardo al futuro. Abbiamo parlato non di dati certi, ma di tendenze, e quindi ti lascio la parola con la presentazione di tutto il tuo lavoro. Grazie. Grazie mille a tutti voi. Porto i miei saluti naturalmente a tutte le persone che sono lì in presenza e anche a tutti quelli che ci stanno seguendo online. Io mi aiuterò con alcune slide proprio per farvi vedere un po' alcuni dati, alcune informazioni, e soprattutto per farvi capire che le cose che vi racconterò questa mattina, pur in maniera molto sintetica e molto semplice, di fatto non sono frutto di percezioni, ma sono frutto di analisi, di dati, di ricerche che il mio ente fa rispetto al mercato del lavoro regionale. Naturalmente lo ha già detto, è già stato detto precedentemente, noi non possiamo avere delle previsioni certe rispetto al futuro, e l'emergenza sanitaria ce lo ha dimostrato proprio in modo chiarissimo questo, per cui le informazioni che noi oggi possiamo avere rispetto a quelle che saranno le tendenze future possono solamente essere delle prospettive, delle ragionevoli prospettive, degli scenari che noi oggi possiamo costruire a partire da quelli che sono stati i trend recenti, le dinamiche più recenti. Naturalmente abbiamo sentito proprio adesso come sia importantissimo il fabbisogno occupazionale che c'è per queste figure professionali. Abbiamo sentito quanto siano ricercate e quanto effettivamente si senta la carenza di molte di queste figure professionali. Per cui è certo che appunto anche i dati e le previsioni, le prospettive del futuro, pur non essendo certe, sicuramente per queste tipologie di professioni la tendenza e queste prospettive, queste ragionevoli prospettive sono ormai ben chiare e ben delineate. Partiamo quindi a vedere anche, oltre ad aver sentito il racconto di chi opera concretamente in questi ambiti, anche che cosa ci dicono i dati, che cosa ci dicono le informazioni disponibili. Noi sappiamo, innanzitutto partiamo col vedere che cosa è successo nel mercato del lavoro regionale nel corso dell'ultimo decennio o poco più. Sapete che il mercato del lavoro è stato caratterizzato, è stato contraddistinto da una importantissima crisi, la
grande crisi, la chiamano, del 2008, che ha portato una perdita veramente molto importante di posizioni di lavoro. C'è stata poi una difficoltà molto importante nel mercato del lavoro legata proprio alla pandemia, all'emergenza sanitaria, che anche in quel caso ha determinato la fuoriuscita di molti lavoratori dal mercato del lavoro, ha aumentato la disoccupazione, ha fatto sì che molte persone si trovassero senza un impiego. Naturalmente però, se questo è il trend generale che noi abbiamo visto, c'è stata comunque anche un costante incremento di posizioni occupazionali, perché le posizioni che si sono perse con la crisi, anche lo shock dettato dalla pandemia, ha in parte interrotto quella che è un trend di crescita dell'occupazione. Infatti, se noi dovessimo alla fine vedere qual è la tendenza occupazionale per il mercato del lavoro regionale, è una tendenza di crescita. È una tendenza di crescita, è uno sviluppo, un rafforzamento delle posizioni di lavoro che però non è uguale per tutti i settori occupazionali. In particolar modo quello che i dati oggi ci mostrano è che c'è sostanzialmente una forbice tra quelli che sono, tra quella che è la domanda di lavoro nel settore industriale e quella che invece è la domanda di lavoro nell'ambito terziario, nel settore dei servizi. Da un lato abbiamo un settore industriale alle prese con una trasformazione molto importante, che ha perso tanti posti di lavoro e fatica a recuperarli, dove l'impatto della tecnologia è fondamentale, la ristrutturazione, i cambiamenti che ci sono importantissimo, e questo ha un effetto importante nella domanda di lavoro che fatica ad essere, diciamo, a riprendere forza. Dal lato opposto invece abbiamo il settore terziario dei servizi che sta esplodendo sostanzialmente, che sta incrementando in maniera importantissima, e all'interno del settore terziario, all'interno dell'ambito appunto dei servizi, la crescita che noi osserviamo in particolar modo per quell'ambito che chiamiamo dei servizi alla persona, che include anche tutti questi profili professionali che hanno a che vedere con la cura, con l'ambito sanitario, con il supporto a quelle che sono anche le richieste e le esigenze delle persone, è in costante crescita e sembra non aver proprio mai subito o sentito alcuna crisi. Infatti vedete come sia lineare la crescita nel corso degli anni delle posizioni di lavoro che si sono create in questo comparto occupazionale. Ma perché chiaramente perché crescono i servizi? Perché questa crisi dell'industria? Naturalmente alla base c'è un contesto di grande cambiamento delle strutture produttive, di grande cambiamento del mercato del lavoro, e naturalmente la grande crisi del 2008, successivamente anche la pandemia, non hanno fatto altro che accelerare e aumentare ancora di più queste tendenze, questi grandi cambiamenti in atto che ci sono nel mercato del lavoro. E all'interno di questi cambiamenti si colloca anche quella tendenza all'incremento della domanda di lavoro che noi osserviamo nei cosiddetti servizi alla persona, quest'ambito allargato che include tutte queste attività che riguardano la cura e l'assistenza alle persone. E alla base ci sono ragioni, motivi di varia natura, sono di tipo sociale, di tipo economico, ma anche di tipo demografico, lo vedevamo anche prima. Pensate agli effetti della tecnologia, del digitale, al cambiamento degli stili di vita, del consumo delle persone, anche fattori sociali, pensate anche banalmente alla maggior partecipazione delle donne al mercato del lavoro e quindi all'esternalizzazione di molte attività che prima venivano mantenute all'interno dell'ambito familiare, delle reti familiari, e adesso invece vengono fatte all'esterno. Proprio in questi giorni l'Istat ha presentato gli esiti di quella che è l'indagine sui cambiamenti delle famiglie in Italia, ed è rilevantissimo il fatto che
si noti come a crescere siano soprattutto le famiglie molto piccole, con molti meno membri familiari rispetto a un tempo, ma anche e soprattutto le figure le famiglie monopersonali, cioè persone che vivono da sole, quindi senza tutta quella rete di assistenza che magari un tempo poteva supplire a tutta una serie di esigenze di cura e di assistenza nell'ambito appunto familiare piuttosto che all'esterno. Per quanto riguarda gli effetti demografici, è già stato accennato a quanto sia importante l'effetto del cambiamento della struttura della popolazione, in particolar modo la popolazione anche in Veneto, come ci mostrano anche in questo caso i dati demografici, è una popolazione che invecchia, è una popolazione con una vita che si allunga, è una popolazione che diminuisce con le classi più giovani sempre più ridotte e le classi invece più anziane che sono destinate ad aumentare in modo rilevante. In questi 3 grafichetti un po' strani voi vedete sostanzialmente come come si costituisce la popolazione della nostra regione. Nel primo grafico vedete com'è oggi, no? Con questa è una sorta di rombo, una pigna qualcuno l'ha definita, e in questo caso voi vedete come abbiamo una base molto ristretta, una popolazione nella fascia centrale dell'età, quella tra i 30 e tra i 40 e i 60 anni, che è molto 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 ampia, e via via una punta che va a restringersi con l'avanzamento dell'età. Nei prossimi anni le proiezioni demografiche dell'Istat ci fanno vedere come questa fascia centrale, no, che oggi raggruppa un numero importante di popolazione, si sposterà sempre più verso l'alto, e invece questa base continuerà a rimanere sempre molto molto ristretta. E questo naturalmente, questi cambiamenti che sono difficili da sradicare perché sono frutto di tendenze molto lunghe nel tempo, avranno sicuramente degli effetti molto importanti nel definire proprio quelli che sono i bisogni delle persone, nel definire anche gli stili di vita, di consumo delle persone. E questo naturalmente avrà degli effetti importanti anche per quanto riguarda la richiesta nel mercato del lavoro, la richiesta di professionalità, la richiesta di lavoratori. Qui vedete ad esempio in questo grafico è rappresentato come negli ultimi anni sia cresciuta la domanda di lavoro nell'ambito delle professioni sanitarie e sociali. Dal 2008 le posizioni di lavoro per quanto riguarda l'ambito del lavoro dipendente in più sono state oltre 22.000, con questo trend di crescita veramente rilevante e che praticamente non ha mai avuto segnali di arresto o non ha mai accennato a fermarsi. Vediamo anche nel dettaglio che cosa ci dicono i dati sugli anni passati rispetto nel dettaglio alle professioni di cui stiamo parlando oggi. Per quanto riguarda le professioni sanitarie e infermieristiche, dal 2008 in Veneto si registrano oltre 5.300 posizioni di lavoro in più. Posizioni di lavoro vuol dire proprio nuovi posti di lavoro creati, all'interno dei quali peraltro si girano anche molti lavoratori, perché un lavoratore può cambiare, sono ambiti occupazionali dove si dice una mobilità elevata, no, nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda invece le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, ambito nel quale rientrano anche gli operatori sociosanitari, anche in questo caso il trend di crescita è costantemente in costante incremento. Anche in questo caso più di 5.000 sono le posizioni di lavoro, le nuove posizioni di lavoro che si sono create dal 2008, e anche in questo caso non ci sono segnali di rallentamento di quella che è appunto la crescita occupazionale.
Per quanto riguarda invece la figura professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, l'abbiamo già detto, è un po' difficile rintracciare questa figura professionale nei dati in modo specifico. Io però vi propongo come indicatore, i tecnici dicono come proxy di quella che è un po' la tendenza in questo settore, il dato che riguarda invece il settore complessivo che riguarda le attività degli studi odontoiatrici. In questo caso non guardo più le singole professioni, ma guardo proprio l'ambito occupazionale. Chiaramente qua dentro ci stanno tutte le professionalità che operano all'interno degli studi odontoiatrici, quindi gli igienisti, ma anche le segretarie, le addette all'accoglienza e tutto. Vedete come anche in questo caso c'è proprio la differenza rispetto ai trend che abbiamo visto in precedenza, è chiara, è limitatissima, per cui il trend di crescita è assolutamente evidente e anche in questo caso non cenna a rallentare il fabbisogno e la domanda di lavoro per questo specifico settore occupazionale. Dal 2008 sono oltre 1400 le nuove posizioni di lavoro che si sono create in questo settore occupazionale. Quindi abbiamo detto abbiamo visto fino adesso quali sono stati i trend nel corso rilevati nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda il futuro, abbiamo detto che noi non possiamo naturalmente avere previsioni certe, però un'informazione interessante ci arriva da questo studio che cerca in qualche modo di provare a capire quali sono le entrate previste nei prossimi mesi nelle aziende della regione. Al di là del numero diciamo della quantificazione del numero esatto di quali saranno le assunzioni previste, è interessante questa informazione che la ricerca mette in evidenza, cioè che nelle professioni sociosanitarie una quota molto elevata delle professionalità che vengono richieste dalle aziende è giudicata di difficile reperimento. È una quota peraltro che è ben al di sopra della media per il totale dei settori occupazionali. E perché queste professionalità in questi ambiti specifici sono giudicate di difficile reperimento? Sono giudicate di difficile reperimento non tanto perché non ci sono le professionalità, ma perché proprio mancano i candidati, mancano le persone che sono disposti ad andare a occupare questo tipo di professioni, di posizioni lavorative. Ma quindi bisognerà in qualche modo queste professionalità, lo abbiamo detto anche in mattinata, o le si formano oppure bisognerà trovare sicuramente, visto il fabbisogno che comunque ci sarà e sarà molto elevato, trovarle in qualche altro modo. In qualche altro stato del mondo hanno ben pensato a sostituire anche questo tipo di professionalità con forme più o meno evolute di robot addetti all'assistenza. Diciamo che però sicuramente l'informazione che noi possiamo dare sulla base appunto di quelli che sono i dati e le informazioni ad oggi disponibili è che le professioni, quelle diciamo che riguardano i servizi alla persona, l'ambito sanitario, l'ambito sociale dell'assistenza come anche l'ambito educativo del resto, sono professioni che possiamo giudicare a basso rischio di automazione, cioè difficilmente sostituibili dalle macchine. Perché? Perché hanno in modo intrinseco delle caratteristiche che li rendono difficilmente automatizzabili, difficilmente sostituibili. Sono infatti, se noi guardiamo quali sono le caratteristiche che devono avere i lavori, le professioni per non essere in qualche modo sostituite, ecco, dai robot o dall'automazione, ci sono queste: la non ripetitività, la capacità creative e innovative, la complessità intellettuale operativa e soprattutto la capacità relazionali e sociali. E l'abbiamo visto appunto anche negli interventi precedenti quanto per queste professioni
sia rilevantissimo le capacità relazionali, le capacità di entrare in empatia, di comunicare, di lavorare in gruppo, tutte doti che difficilmente possono essere sostituite da forme di automazione. Concludo però dicendo questo: è vero che queste professionalità sono a basso rischio di automazione, quindi voglia o non voglia, queste professionalità devono essere formate e devono essere reperite nel mercato. Però attenzione, perché nonostante siano a basso rischio di automazione, comunque i contenuti di queste professioni cambieranno in futuro, e cambieranno anche sulla scia di quelle che sono le trasformazioni che stanno interessando in modo generale il mercato del lavoro. Parliamo delle nuove tecnologie e anche e soprattutto della velocità con cui questo processo di crescita e di evoluzione delle tecnologie informatiche sta avendo e è pervasivo in tutti i settori del mercato del lavoro. Questo farà sì che nel mercato del lavoro ci saranno sicuramente dei nuovi lavori in futuro che oggi non possiamo neppure immaginare. Ci saranno dei lavori che sicuramente spariranno, non ci saranno più, perché saranno proprio sostituiti da delle app, da dei programmi, piuttosto che da forme di robot più o meno avanzate. E però quello che interessa a noi, che interessa queste professionalità che abbiamo visto difficilmente possono essere completamente sostituite, è che cambieranno in modo importante. Il nome sarà lo stesso, continueremo ad avere la stessa definizione, però le caratteristiche, i compiti, i ruoli, le mansioni saranno molto probabilmente diverse, e fermo restando l'importante attenzione rispetto a quelle che sono le caratteristiche, le competenze relazionali, sociali, che sono importantissime per queste figure, bisognerà comunque tenere presente che forme di automazione e digitalizzazione entreranno sicuramente a far parte anche di queste professioni, e rispetto a questo bisognerà in qualche modo essere preparati. Ecco che allora chiudo questo mio intervento, che so che ho sforato tantissimo, dicendo che come è stato appunto detto, con il diploma, con la qualifica di un diploma, con diciamo la conclusione di un percorso di studio, non si arriva che a un punto di partenza rispetto al quale sarà sempre importante continuare a formarsi, continuare a rimanere al passo coi tempi e continuare insomma ad acquisire abilità e competenze che per il futuro saranno sicuramente indispensabili. Grazie mille. Grazie a te. Mi sembra che gli spunti che tutti ci hanno dato oggi siano molto importanti. Credo che l'ultimo intervento però intervento ci permetta di dare proprio una chiave di lettura completa, ma veramente con uno sguardo verso il futuro. Come cambieranno le professioni, come si dovrà adeguare la professione all'innovazione. Credo che sarà una sfida per tutte e tre queste professioni, come per altre. Non a caso, per esempio, ENAIP si occupa di formazione continua e pertanto l'operatore sociosanitario, come l'assistente di studio odontoiatrico, ma già come ci diceva Andrea, anche per la professione infermieristica e per i percorsi universitari che verranno costantemente aggiornati, ma anche credo per il percorso di aggiornamento obbligatorio che mi risulta gli infermieri abbiano nel loro percorso professionale. Credo che speriamo di contribuire tutti ad andare in questa direzione. Io non vorrei dilungarmi oltre, grazie a tutti. Do solo un elemento, un'informazione. Spero che i nostri amici, i miei amici, abbiano contribuito a creare curiosità, a creare anche voglia di conoscere meglio le professioni stesse. Per questo vi invitiamo eventualmente a scrivere a info@enaip.veneto.it. Sarà poi mia cura trasferire
ai relatori oggi presenti le richieste, le informazioni e le curiosità che spero che chi ci ha ascoltato, che è stato qui con noi, avrà da sottoporci. Grazie a tutti, grazie a coloro che sono stati miei compagni di viaggio in quest'ora e buona giornata da Job Orienta e dallo stand di Enaip Veneto. Grazie.